Le pietre nel tempo conservano la memoria. I venti cantano con le voci degli antichi. Il tempo è passato, ma non se n'è andato. In mezzo a Saplana, in cima sul logo, si quiere uno carro che non torna indietro. Sos passos tímidos, sa terra chi traballata, un'ombra chi stimata, chi non si narra. No ves domo, no ves fortezza, e su cuore pedra chi batte come. Nel silenzio si ode il tempo e il mistero che torna a vivere. Siamo a Birori, in provincia di Nuoro, e ci apprestiamo a visitare il nuraghe Miuddu che troviamo alle nostre spalle. Questo nuraghe è un trilobato, si pensava fosse un quadrilobato, per come vedrete dalle nostre immagini fatte col drone si intravedono le tre torri. Siamo circondati dalla vegetazione e proveremo a fare questa escursione a visitare il nuraghe Miuddu. Iniziamo la nostra perlustrazione del nuraghe girando attorno. Ci proviamo perché, come vedete, la vegetazione è veramente molto rigogliosa, molto alta, e quindi vedremo cosa riusciremo a combinare. Ecco, una prima cosa che notiamo sono questi lavori di consolidamento. Pensiamo si tratti di lavori di consolidamento, visto che comunque la dimensione delle pietre è veramente diversa rispetto a quelle massicce originarie e appunto poi sono comunque tenute assieme fra loro con malta o altro materiale. Siamo ormai al mezzo giro e qui incontriamo una torre. Ora proviamo a perlustrarla. Ci troviamo sulla sommità della torre, ma c'è una pianta che è cresciuta e quindi non si può accedere. Abbiamo praticamente completato il nostro giro, incontriamo l'ultima torre, che è quella che ha subito anche l'opera di consolidamento. Ora proviamo a salire per cercare un eventuale ingresso, un eventuale accesso alla parte interna del nuraghe. Siamo risaliti accanto alla terza torre, utilizzando, diciamo, questo passaggio sempre con notevole prudenza, e scorgiamo, si tratta di un'apertura che sta dietro a questa torre e che in teoria potrebbe essere utilizzata per poter visitare internamente il nuraghe, però diciamo che risulta particolarmente inaccessibile e difficoltosa. Non è una casa, non è una fortezza, è un cuore di pietra che batte ancora. In suo silenzio si sente su tempo
su mistero chi tornata via. Que su tempo si noi hemos dimenticato, che noi abbiamo dimenticato. No es domo, no es fortezza. Conosce il tempo che noi abbiamo dimenticato. No es domo, no es fortezza, es corude pedra chi batte ancora in su silenzio si sente su tempo se su mistero chi tornata via. La pianura dorme, ma l'oscurità è viva e le ali del tempo non lasciano mai quel luogo. Termina qui questa fantastica esplorazione del Nuraghe Miuddu, resa un po' difficoltosa dalla vegetazione molto sviluppata, ma che comunque dall'altra parte ci ha veramente regalato uno spettacolo meraviglioso di colori. Ci raccomandiamo, continuate a seguirci sui nostri canali e profili social, quindi YouTube, Facebook, Instagram e TikTok, e alla prossima esplorazione. Ciao!